bellezza del figurativo, fascino dell'astratto. In questo dittico realizzato da Anna Urbani de Geltop è difficile individuare il limite. L'artista infatti sa fondere sapientemente la dimensione realistica con quella astratta e quindi ci propone un'opera che non è metastrada, ma un'opera che è priva di confini. In questo bellissimo dittico, dal titolo Le mie fantasie, si intravede appunto questo: le fantasie del colore, le fantasie della natura, le fantasie di un'emozione, quindi un'opera divisa in due parti che ci induce a riflettere, a cercare di carpire qual è appunto questo sconfinamento tra realismo, astrazione, tra visione del reale, emotività. Sicuramente ciò che possiamo cogliere di primo acchito sono appunto le fantasie dell'artista.